noi abbiamo scritto una lettera ai parlamentari, quindi ai deputati e senatori eletti nella circoscrizione di Padova, chiedendo che venga tolta la responsabilità del controllo da parte dell'esercente. Quindi chi entra nei pubblici esercizi deve avere il Green Pass, però se non ce l'ha viene sanzionato il cliente e non il ristoratore, il barista, il pasticcere, il pizzaiolo. Una lettera aperta a senatori e deputati veneti per chiedere che vengano riviste alcune norme del Green Pass, soprattutto a chi tocca l'onere del controllo. Siamo pubblici esercizi, non pubblici ufficiali, dicono i rappresentanti di categoria. Il Green Pass crea anche degli squilibri, sostengono. Una famiglia, ad esempio, con 2 adulti vaccinati e 2 figli non vaccinati, dovrebbe spendere 50 euro nei tamponi dei ragazzi per andare a mangiare una pizza. C'è la necessità di rivedere le norme. È assolutamente una disposizione che penalizza un settore che è in ginocchio da 18 mesi di limitazioni, di chiusure e adesso di responsabilità che vengono addossate all'esercente quasi fosse un pubblico ufficiale. Sempre in tema di certificato verde, il capogruppo PD in Consiglio Comunale Gianni Berno lancia una proposta. In Consiglio si accede solo con il Green Pass. Il consigliere ha depositato una mozione che, non è difficile immaginare, solleverà molte polemiche.